Il dottor Madeschi è stato invitato in Spagna per presentare il suo dispositivo medico per la cura delle ulcere agli arti inferiori. Vediamo com'è andata. Il dottor Paolo Madeschi, che collabora da anni con la nostra trasmissione, ha brevettato un dispositivo medico che cura le ulcere degli arti inferiori e del piede diabetico. Tale terapia risulta vantaggiosa per i numerosi pazienti sia da un punto di vista di guarigione che da un punto di vista economico, portando risparmi sia ai pazienti che alla sanità. Nel Veneto orientale e in varie regioni italiane, molte persone hanno già tratto vantaggio da tale terapia. Nella seconda metà del mese di maggio, il dottor Madeschi è stato invitato a tenere delle lezioni e a presentare la sua terapia presso l'Università di Santa Cruz a Tenerife, nelle Canarie, e a fine anno tale terapia si estenderà nelle regioni di Madrid e di Barcellona. A Santa Cruz, il dottor Madeschi ha incontrato i medici delle università di Tenerife e dell'Università di Gran Canaria, spiegando loro l'utilizzo del dispositivo medico e i vantaggi sia per i pazienti che per la sanità. L'Università di Santa Cruz ha inoltre messo a disposizione 40 infermieri del quarto anno dell'università per fare uno studio scientifico da pubblicare in lingua inglese e in lingua spagnola. La sua presenza non si è fermata solo alle università, ma è andato anche negli ospedali pubblici e negli ospedali privati, i quali hanno subito iniziato le terapie con questo nuovo dispositivo e hanno applicato appieno i protocolli del dottor Madeschi. Il fatto che un medico di San Donà di Piave sia stato invitato a parlare ad una università straniera rappresenta una soddisfazione sia per il professionista, ma anche per la città di San Donà. È sicuramente un evento positivo, in quanto viene riconosciuto ad un medico che lavora da 32 anni nella città, la sua professionalità e la sua dedizione alla professione medica. Il dottor Madeschi a fine mese si recherà anche ad esporre le proprie terapie a San Marino, dove è nato un interesse per tale terapia. Cronache Venete, la trasmissione che ha sempre sostenute le iniziative del dottor Madeschi, si congratula con il proprio collaboratore per i risultati e gli augura nuovi successi.